la mia nota. Perché? Perché io suono la chitarra. E che c'entra? Per spiegarvi il valore del dono, vi devo raccontare una storia. Una storia che ha per protagonista la chitarra. La chitarra che conoscete voi adesso si chiama chitarra classica, ma un giorno, tanto tempo fa, si chiamava chitarra alla française. E perché questa chitarra alla française è diventata chitarra classica? Perché un giorno ha fatto un viaggio in Italia e ha incontrato 3 strumenti. La ghironda, che è un tipico strumento del nord Italia. Poi c'è mandolino, che è un tipico strumento del sud. Mi scusi, direttrice. E poi c'è l'ultimo strumento, il terzo strumento, che è la fisarmonica, che è come un tortellino che te lo prendi, te lo giri, in quel caso ce lo riempi di ripieno, qua ce lo riempi di notte, ma è la stessa roba! Scusate un attimo, imprevisto. Direttrice. Basta, grazie. Molte grazie, ringraziamo. Volevo dire che all'inizio le cose non andavano tanto bene, ma poi... Stop! Non possiamo raccontare una storia in queste condizioni. Dobbiamo metterci un po' di anima, dobbiamo metterci un po' di spirito in questi strumenti. Giusto. Allora, vi devo dire che tra un po' vi racconterò una storia e che all'interno di questa storia ci saranno questi 4 strumenti. E ogni volta che voi sentirete uno di questi strumenti, voi dovrete fare un gesto e un suono annesso che adesso vi andrò a spiegare. Allora, per la chitarra dovete fare sdreng! Allora, poi c'è un secondo strumento, che è la ghironda. Per la ghironda ce l'ho fantastico. Quando dirai ghironda faremo tutti insieme onda! Bellissimo, allora tutti insieme, ghironda! E poi c'è il terzo strumento, che è la fisarmonica. La fisarmonica, ce l'ho io la fisarmonica. Facciamo frrrr. Benissimo, allora tutti insieme, fisarmonica, e ora c'è anche l'ultimo strumento. Io il quarto. L'ultimo strumento. Io il Vai, quarto. batterista. Sì, allora, quando ci sarà il mandolino, faremo tutti quanti con le... No, non con le mani. Faremo tutti quanti... Uè! Allora, tutti insieme, mandolino, uè! Ovviamente la squadra che lo fa prima prende il punto. Ma io me li sono già dimenticati, li ripetiamo. Giusto. Allora, riepilogo, chitarra, Sdreng. ghironda, Onda! fisarmonica, mandolino, Uè. Bravissimi, però attenzione, dobbiamo farci aiutare dai nostri amici di B-Dancer. Ci aiuteranno anche loro a fare questa nuova sfida. Possiamo iniziare ora? Sì. Certo. Comincerei e dico: c'era una volta una chitarra che abitava a Parigi e siccome si sentiva sempre sola si disse: ma io da sola, povera chitarra, che faccio? E decise di partire per un viaggio. Arrivò in Italia e appena varcate le Alpi incontrò un altro strumento che le disse: ciao, io sono Ghironda. E tu chi sei? Ciao Ghironda! Io sono chitarra! E cominciarono a suonare insieme, strimpellavano giorno e notte e camminando arrivarono nel centro Italia, dove incontrarono un altro strumento che disse loro: ciao, io sono fisarmonica! Ma ciao fisarmonica! Noi siamo Ghironda e chitarra! Cioè, io sono Ghironda e lei è chitarra! Chitarra ha le corde ma non ha la manovella. Io Ghironda ho le manovelle e ho anche le corde. Hai capito fisarmonica? Guardate, io ho soltanto dei tasti e ho anche un mantice che mi permette di suonare. Che bello fisarmonica! Potremmo suonare insieme e formare un bellissimo trio. Chitarra, Ghironda, fisarmonica e potremmo chiamarci i Chighili. Anzi, noi Chighifi. Anzi, i Chifighi. E perciò, come trio,
decisero di andare in tournée e arrivarono fino in Campania, dove mangiarono un sacco di pizza e vissero felicemente, finché un giorno arrivò lui. Mandolino! Uè! È l'unico musicista di tutta la zona, Non gli stava proprio bene che anche il suo trio suonasse nel suo territorio. Chi siete? Disse Mandolino. Uè! Siamo i fighi! Chitarra! Stren! Ghironda! Bomba! Fisarmonica! E tu chi sei? Sono Mandolino! E qui comando io! E chi l'ha detto? Disse chitarra! E già, e chi l'ha detto? Disse Ghironda! L'ha detto lui, disse fisarmonica! Fisarmonica! Ora che parte stai? Disse chitarra! Calmatevi, disse Ghironda! Calmatevi, lo dico io, disse Mandolino! No, tu non ci dici niente, disse fisarmonica! E cominciarono a litigare, c'era chitarra che dava contro Mandolino, che dava contro Ghironda, e poi fisarmonica e Mandolino contro Ghironda, chitarra, fisarmonica e basta! Che caos! Fino a che arrivò il diapason che disse: signori, meglio che vi dia un là, perché se continuate a litigare in questo modo vi troverete davvero nell'aldilà. Allora è meglio che ve lo dia qua, in là. E grazie al diapason i quattro si misero finalmente d'accordo. Ed allora fisarmonica, chitarra, mandolino e Ghironda formarono un quartetto che sta spopolando in tutto il mondo. I Macchi Fighi! Perché hanno scoperto l'arte dell'armonia, cioè quando ogni strumento dona il suo ad un altro. Ma che bella storia! E che bravi che siete stati a fare la sfida! E adesso però dobbiamo vedere chi ha vinto la sfida del Do come dono. Prego, Emilio, prego, la busta dei vincitori, velocemente, che vediamo che per la sfida del Do vincono i... Attenzione! Grandissimi! Ma davvero complimenti, siete stati tutti bravi, però questa volta sono stati più bravi i bemolle. Allora, direi che però dobbiamo proseguire con la nostra ricerca e vista la finale della storia, direi che la prossima nota da cercare è il La. E chi la vuol trovare? Io lo cerco io là, il là, perché l'amore. 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 Sono io che provo a far capire cos'è l'amore. L'amore è tutto. Ma quanti sanno veramente amare? Quante volte abbiamo sentito un nostro amico che ci voleva bene dire: io non ti tradirò mai. E poi, zacchete! 2 giorni dopo, una pugnalata alle spalle. E quante volte tra fidanzati ci siamo detti: il nostro amore sarà eterno. E poi, zacchete! 2 giorni dopo, un'altra pugnalata alle spalle. E quante volte abbiamo detto: fidati di me. In fondo anche la fiducia è una forma d'amore. E poi, zacchete! 2 giorni dopo, un'altra pugnalata alle spalle. E Sì, quante volte ti hanno pugnalato alle spalle? lasciami dire, è importante. L'amore non è così semplice. Va riconosciuto per essere vissuto. E poi, una volta riconosciuto, bisogna andarci a tempo. Perché in amore ogni cosa ha il suo tempo. Tempo? Ma allora è pane per i miei denti! Dici, che cosa dobbiamo fare? Adesso partirà una musica e sullo schermo ci sarà un cuore che pulsa. Anche noi dovremo diventare quel cuore. Ci alziamo tutti in piedi e là, e ci avviciniamo con i nostri vicini e anche con quelli lontani e impareremo a fare il ritmo del cuore. Pronti? È semplice, fa così. Tum tum, tum tum, tum tum. Proviamo. Tum tum, tum tum. Ci accompagna il ritmo del basso. Tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Perfetto, stop.
La cosa sarà molto semplice. Sullo schermo non ci sarà solo il cuore, ma compariranno delle immagini. Quando ci saranno immagini di gioia, dovremo rispondere così, con un salto. Olè! Proviamo. Tararà. 3, 2, 1. Olè! Perfetto, siete bellissimi. Fantastico. Quando invece ci saranno delle immagini di tristezza, risponderemo così. Pollice in giù. Pronti con la lingua. Ripetiamo. 3, 2, 1. E se Fantastico. qualcuno non si è lavato, siamo Si a lava posto per adesso. oggi. Attenzione perché la signorina Diletta dei Musici terrà il punteggio, perché ovviamente vedremo quale delle due squadre riuscirà ad andare più a tempo. Ma c'è un ma. Il video andrà sempre più veloce e sarà sempre più difficile, come l'amore, perché quando chiede di più, solo chi riesce a starci dietro può dire che ama veramente. Che storia strappalacrime. Sono proprio parole commoventi. Grazie, grazie. Sì, Bene, va bene. però- Bravi ragazzi, siamo mosso, però... Appunto, dovete però stare attenti che io osserverò quale delle due squadre starà più a tempo e per farci aiutare facciamo entrare i nostri DB Dancer. Perfetto. Prego. Entrano anche i DB Dancer, direi che ci Insieme. possiamo mettere in posizione, noi ci apriamo un po' così vediamo. Pronti? 3, Attenzione. 2, 1, via! Vai! Di più! Attenzione che aumenta il ritmo! Facciamoci ancora più Attenzione, il cuore difficile! sempre più veloce! Perfetto, grandissimi! Facciamoci un applauso! Bravissimi! Che gara! Un cuore unico! Davvero, siete stati bravissimi, però adesso dobbiamo vedere chi ha vinto la sfida dell'A come l'amore. Prego Emilio. Grande Attenzione. Emilio! Emilio! Vincono i Diesi! Complimenti! E adesso abbiamo anche l'A come l'amore. Però adesso dobbiamo cercare il Mi. Perché vedete, per diventare grandi non bisogna soltanto fare del bene agli altri. Certo, questo serve, però attenzione. Per diventare grandi bisogna anche avere cura di se stessi. Allora il mio è la nota che fa per me, perché mi interessa, perché mi piace cantare per gli altri, perché mi spinge a dare il meglio di me. Sì, è la mia vita, però riconoscere le note giuste non basta, bisogna anche saperle comunicare al mondo.